In merito alla presentazione oggi della carta prepagata del Banco di Sardegna, in accordo con la Fondazione Sartiglia e con il Comune di Oristano, è chiaro che come sindaco esprimo la mia grande soddisfazione di un'iniziativa di questo tipo con il più grande istituto di credito sardo e con un ente con cui abbiamo anche una collaborazione molto proficua, in quanto è diventato di nuovo il nostro tesoriere, e abbiamo anche tutta un'altra serie di scambi importanti. Quindi il Banco di Sardegna ancora una volta nei confronti della città promuove un'iniziativa che valorizzerà il territorio, promuoverà il territorio e oltretutto consentirà alla Fondazione Banco Sardegna di avere anche un piccolo ritorno economico che di fatto non guasta. Però pensare che nei giorni della Sartiglia e anche successivamente in una carta prepagata con Mastercard, circuito Mastercard, ci sia l'immagine sui compositori che prende la stella e quindi l'immagine di Oristano è sinceramente un motivo di soddisfazione, e questo sarà un veicolo pubblicitario, turistico e quindi di sviluppo eccezionale. Quindi il sindaco non può che essere contento di quanto sta succedendo. Il progetto Carta della Sartiglia nasce proprio come progetto dedicato a questo evento straordinario, questo evento che accompagna la città di Oristano da secoli, diciamo, perché la Sartiglia simboleggia proprio la città di Oristano. Vorrei citare, vorrei ricordare una citazione di uno storico, che è Peppetto Pau, che dice proprio questo: la Sartiglia restituisce agli oristanesi l'orgoglio di un popolo libero, di un popolo forte, di un popolo di un'antica civiltà. Ecco, siccome noi siamo banca del territorio, quindi una banca, il Banco di Sardegna condivide questi valori di identità, e quindi con la condivisione di questi valori si è pensato di emettere la Carta del territorio, la carta dedicata alla Sartiglia, che prevede delle retrocessioni, quindi in favore della Fondazione Sartiglia. La carta potrà essere rilasciata a tutte le persone che si avvicineranno ai nostri spazi, è a disposizione nelle giornate del 3, del 4 e del 5 marzo, ma è a disposizione anche presso tutte le nostre filiali del territorio nel corso di tutto il 2019. Quindi questo ci consentirà di partecipare e di contribuire in maniera sostanziale all'organizzazione di questo grande evento. Ricordiamo sempre che dietro questa grande organizzazione c'è il lavoro di tante persone, di uomini, donne, che con fatica, abnegazione, passione lavorano tutto l'anno per la realizzazione di questo evento. Il Banco di Sardegna partecipa accanto a loro. Oggi è per la Fondazione una giornata importante. Ammesso che ce ne fosse bisogno, questa è la testimonianza proprio tangibile di quello che lega il Banco di Sardegna al territorio, alla Sartiglia e conseguentemente alla Fondazione. Noi siamo oltre che felici e onorati di questa giornata e di questo avvenimento. Credo che gli oristanesi e i sardi in generale sapranno cogliere il vero significato di questa operazione anche economica che il Banco di Sardegna ha voluto gentilmente regalarci, all'interno sempre di una sua generosità che noi non disconosciamo mai, e per questo li ringraziamo sempre.